Benvenuti a questa nuova puntata di Parola Mia, la rubrica dove aiutiamo un po' i napoletani a capire meglio quello che dicono e a fargli conoscere meglio l'etimologia delle parole napoletane. Oggi ci interessiamo della parola fraceto e fracetum. Vediamo cosa ne pensano i nostri amici. Fracitum è quando una cosa è bagnata, cioè nel senso era fracida, no? Il fracitum, quando una cosa era bagnata, quindi infusa. Una persona senza forza è una persona che non sa darsi un certo tono, una certa energia. Fracetum significa stanchezza perenne, va. Fracetum. Lei non lo sa pronunciare probabilmente. Solita confusione anche simpatica. Spieghiamo, allora, fraceto e fracetum. Fraceto praticamente è una persona che non dà forza di fare niente, e la fracetum è quella, proprio la sostanza, l'essenza di questa persona. Questa parola ha una particolarità che viene dal latino fracere e praticamente significa proprio corroso dal tempo. Stranamente in italiano è stata poi cambiata da fracere, è diventato praticamente fradere e quindi infradiciato, cioè bagnato. Mentre noi napoletani abbiamo conservato la parola originale che è fracere, che non è solamente bagnato, ma è anche proprio usurato, consumato nel tempo, che non ha più sostanza. Quindi quando uno non ha sostanza è un fracere e quando non tiene la sostanza significa sta chi ne fracetura. Parola mia.